Un omaggio allo scrittore empedoclino Andrea Camilleri. L'iniziativa si è svolta presso la Torre Carlo V nell'ambito delle celebrazioni per il 95° anniversario della nascita del maestro, organizzato dal Comune di Porto Empedocle in collaborazione con la Strada degli Scrittori. L'evento è stato coordinato dal giornalista Felice Cavallaro e ha visto la presenza del presidente Piero Grasso, di Giuseppina Torregrossa, scrittrice, di Marina Castiglione, docente universitaria, dell'attore Sebastiano Lomona, che ha letto anche dei testi, del sindaco Ido Carmina e di tante altre personalità, tra cui il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa. Io sono personalmente un'appassionata di Camilleri, ma da lungo tempo, quindi è un momento importante anche per me questa sera. Ci tenevo a partecipare perché io credo che questa terra debba moltissimo a Camilleri. Questa parte di Sicilia in particolare gli deve molto perché questa è una terra, come dire, fertile, e con Camilleri veramente questa fertilità è arrivata a livelli di conoscenza internazionale, quindi credo che sia una bella iniziativa quella di stasera, un momento di cultura pura, ne abbiamo veramente tanto bisogno. È una giornata importante per Porto Empedocle perché la festa di San Calogero è il compleanno di Camilleri, che è nato proprio il giorno di San Calogero, e diceva anche lui che la levatrice nel momento in cui passava la processione aveva chiesto la protezione a San Calogero, quindi si chiama Andrea Calogero Camilleri. Per me è un onore, un piacere essere qui in questo giorno e ricordare una persona a cui sono stato legato da profonda amicizia, che ho frequentato e che ho sempre stimato. Siamo felici di essere riusciti a celebrare in questo modo, che penso degno, Andrea Calogero Camilleri, e sottolineo Calogero perché nacque il 6 settembre 1925 in un giorno di domenica, quindi oggi c'era questa peculiarità. Avremmo voluto celebrarlo insieme ai riti tanto amati da noi empedoclini della festività di San Calogero. Purtroppo la circostanza dell'epidemia ha costretto a ossequiare le leggi che impediscono ogni forma di celebrazione religiosa in senso di processioni, accompagnamenti con banda, suoni e la famosa tamburinata. Abbiamo cercato di farla fare, ma poi insomma ci sono molte restrizioni e capisco, molti si rivolgono a me chiedendo ma il sindaco, ma anche il sindaco deve rispettare le leggi, soprattutto a tutela delle persone, perché poi se io anche consentissi una cosa che non è prevista dalla legge, poi potrebbero essere denunciate le persone che effettuano queste cose, quindi abbiamo dovuto con grande dispiacere evitare su ordine della polizia questo tipo di celebrazioni, ma non mancheranno occasioni. Alla fine anzi invochiamo il nostro santo, che è diventato santo in un periodo proprio di pandemia, di epidemia, c'era una peste, che questo malanno si allontani da noi prima possibile per poterlo festeggiare appieno. Concludiamo i festeggiamenti per il compleanno di Andrea con i suoi più cari amici. 95 anni, continuiamo a festeggiare il compleanno di Andrea Camilleri. Per noi non se n'è mai andato ed è un'occasione per riflettere sui suoi libri, sull'impegno civile che ci ha lasciato anche attraverso i romanzi, come dire, leggeri, le storie del commissario Montalbano, ma non dimentichiamo che Camilleri è anche il re di Girgenti, è il birraio di Preston, è un grande attore come Sebastiano Lomonaco darà vita questa sera a una performance straordinaria insieme con Pietro Grasso e Giuseppina Torregrossa. Giuseppina Torregrossa ha scritto una postfazione a un libro di Camilleri, è molto caustica, divertente anche lei, e così Pietro Grasso invece si lega a quell'impegno civile che parte dal capitano Bellodi e in qualche modo arriva al commissario Montalbano. È un piacere partecipare a questa ulteriore attività della Strada degli Scrittori, che pone al centro uno dei protagonisti della strada, che è Andrea Camilleri, l'unico a entrare peraltro vivente all'interno del tragitto, ma per noi continua a essere vivente e lo è attraverso anche l'ultimo libro recentemente
recentemente andato in stampa, in pubblicazione, Riccardino, e lo è soprattutto perché è stato un maestro dello sdoganamento, dico io, del dialetto siciliano, di cui non dobbiamo essere assolutamente dei difensori nella musealizzazione, ma dei difensori nell'uso. Lui ci ha insegnato che l'uso può avvenire anche a alto livello letterario, teatrale, e credo che questo sia la consegna più importante, oltre a tutto quello che sentiremo dire dagli altri protagonisti della serata, in particolare dall'onorevole Grasso, che ci parlerà anche della statura morale ovviamente di Andrea Camilleri, perché come tutti quanti i protagonisti letterari della storia degli scrittori è imprescindibile per loro il ruolo di servizio alla comunità e di guida anche morale e intellettuale di una nazione.